Abbiamo sognato e pensato questo secondo viaggio tra alcune di quelle parole che abbiamo definito controtempo. Parole che forse abbiamo dimenticato, a volte abbiamo abusato, a volte usato senza una reale cognizione. Parole che lottano forti contro il tempo perché il tempo alla fine ci spaventa sempre. Affaccendati, sovrastimolati, performanti da un lato e confusi e vulnerabili dall'altro, noi misuriamo costantemente la nostra vita in quel ticchettio dell'orologio dove il dio Cronos ci detta sempre legge. E allora faremo un viaggio che ci chiederà un'altra volta di fermarci, di guardare, di ascoltare, di leggere ogni parola scelta. Queste parole che abbiamo definito eterne, intramontabili. Un viaggio che ci chiederà anche di cambiare il nostro punto di vista, di accorgerci che esiste un grande universo di senso dietro a tutte quelle parole che utilizziamo nella nostra quotidianità. Parole che racchiudono significati, universi, galassie e che hanno anche una storia, un presente e chissà quale futuro. Parole che hanno radici lontane, nascondono segreti, raccontano di noi dei molteplici modi con i quali noi possiamo scegliere ogni giorno come stare al mondo. Parole che modellano l'abito che indossiamo, parole che sanno fare la differenza, il cui peso o leggerezza possono forgiare sempre ciò che siamo. Allora a voi tutti e tutte buon viaggio tra queste 4 parole. Controtempo. Buonasera, vi do il benvenuto e le benvenute a questa seconda edizione della rassegna Parole Controtempo, rassegna che abbiamo cominciato l'anno scorso e che abbiamo terminato con le parole che avete appena ascoltato. Una rassegna nata proprio per riportare alla luce quelle parole, quei concetti che talvolta appunto abbiamo dimenticato nella nostra vita, oppure abbiamo messo in un cassetto, oppure tante volte abbiamo anche abusato, non abbiamo dato la giusta luce a proprio queste parole. E allora anche per quest'anno abbiamo deciso di scegliere 4 pensatori e pensatrici che possano guidarci in questo recupero di significato intorno a 4 concetti che avete visto all'ingresso: abitare, differenza, lavoro e vuoto. 4 parole che come chiave di Sofia abbiamo scelto perché riteniamo essere significative proprio per il tempo presente in cui oggi stiamo vivendo. E come sempre, come l'anno scorso, abbiamo scelto 4 figure diverse, di professioni diverse, che possono darci quel giusto aiuto per guardare il mondo da un altro punto di vista. E questo si inserisce molto bene in quello che da ormai 10 anni come chiave di Sofia stiamo facendo, ovvero di portare la filosofia al centro della vita quotidiana, mostrando come questa materia che a volte riteniamo astratta, inutile o riservata a chissà quale elite accademica, in realtà permea costantemente la nostra vita. Una rassegna appunto da noi curata, ideata, ma appunto organizzata grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Pieve di Soligo e a Luisa Cigagna, che chiamerei qui con me sul palco con un grande applauso. Che da sempre appunto ci ha dato grande fiducia e soprattutto grande spazio di essere qui a Pieve di Soligo. Grazie. A te Luisa. Buonasera, bentrovati. Sono davvero felice di tornare a incontrarci qui appunto in biblioteca per la seconda edizione di Parole Controtempo. Un grazie davvero di cuore a Elena, alla chiave di Sofia, che ci stimola, ci accompagna sempre nella ricerca di queste nuove proposte di contenuto e di senso. E un grazie di cuore davvero a Lisa Tognon e alle Assicurazioni Generali di Conegliano, che chiamiamo qui già con noi sul palco. Vieni Lisa. Sono il partner che ci sostiene appunto e ci aiuta a realizzare questo evento. E un grazie. Facciamo un applauso. E al professor Lacecla che ha accettato di essere qui con noi questa sera. Mentre
pensavo alle cose che avrei detto stasera, mi è venuto in mente quel piccolo appunto testo che Andrea Zanzotto ha scritto nel 1963, che era Premesse all'abitazione, e appunto mi è venuto in mente sul senso dell'abitare. Lui, per sua stessa ammissione, diceva: ho una geografia di spaventosa precisione. Partendo dal quartiere del Piave dove abito, se mi sposto di pochi chilometri non riesco più a pensare a una poesia. Posso arrivare fino all'orlo delle colline asolane, ma Asolo è escluso. E quindi lui proprio è stato il poeta imbullonato in Pieve di Soligo. Un critico ha scritto che il suo è stato un rigoroso immorare nel luogo, e quindi credo che davvero stasera il professore ci darà importanti suggestioni appunto sulle tante sfumature e sui tanti significati dell'abitare. Un omaggio ad Andrea Zanzotto, a cui abbiamo dedicato anche la scultura nel lato del municipio, dove c'è la scritta Massa lontan son dat pur stando qua. E quindi davvero credo che stasera sarà una riflessione interessante su che cosa significhi abitare. Grazie. Grazie Luisa. A te Elisa, perché appunto è il secondo anno che rinnoviamo questa preziosa collaborazione con Assicurazione Generali, agenzia di Conegliano. A te Elisa e ai tuoi soci che hanno l'anno scorso un po' scommesso su questa rassegna, e quindi ti ringrazio per averla sostenuta ed essere qui con noi in questo secondo viaggio tra le parole. Grazie a voi, è un piacere sostenere iniziative come queste, perché per il secondo anno portiamo valore ad un territorio dove tutti noi abitiamo e quindi a cui teniamo particolarmente. Quindi davvero grazie alla Chiave di Sofia, al Comune, per organizzare iniziative del genere, e per noi è un piacere sostenerle. Ecco. Grazie. Buon ascolto. Grazie. Grazie Elisa, grazie Luisa. Allora direi che di partire con questo viaggio chiamando il primo ospite con noi di questa sera. La parola è abitare, Franco La Cecla. Benvenuto a Pieve di Soligo. Grazie. Oh, bene. Allora, Franco, abbiamo deciso di darci del tu perché ci piace che Parole contro il tempo sia un po' un salotto. Franco è una personalità, una storia in realtà molto particolare, perché non è solo professore alla NABA a Milano e alla IULM, ma è anche regista, scrittore, antropologo, architetto, quindi più di te per avere una visione ampia sul mondo non potevamo avere nessun altro. Ha scritto numerosi libri, ha girato dei corti, dei film importanti, però da sempre si occupa appunto di quella che è la relazione tra l'umano e un luogo, perché appunto l'antropologia fa questo, entra dentro un luogo e scopre quelle che sono le sue relazioni. Allora, prima di partire con questo dialogo intorno alla parola abitare, io chiamerei qui con noi Fabio, che è il nostro lettore ormai ufficiale, per partire proprio da quelle che sono le tue parole, da un libro per il quale ti abbiamo chiamato appunto Mente Locale. A te Fabio. Grazie. Borges, Perec, Auster e Wallace, il poeta che apre questo libro, sono tutti ostinati abitanti. Il loro compito è di ripescare qualcosa che non è così immediato e dato come parrebbe. Dimorare significa rendersi conto di una separazione, raccogliersi in sé per constatare che da questa separazione emerge la compagnia. Una compagnia sempre da riconfermare con un luogo. Lo spazio di una città, della propria città o della città in cui ci si trova a vivere, volenti o nolenti, è l'evidenza che c'è qualcosa fuori di noi. L'agio o il disagio di vivere in un luogo ce lo ricordano continuamente. Siamo separati dal nostro qui, anche se cerchiamo di continuo di goderne, di esserne soddisfatti.
L'imbarazzo di Borges, il candore di Perec, la vertigine di Auster ci ricordano che un luogo è fatto della nostra stessa stoffa, ma solo fino a un certo punto. L'identità parte da una separazione e la distanza a volte si allarga, a volte si restringe. In questa separazione, osserva Levinas, sta però la dimora. Il ruolo privilegiato della casa non consiste nell'essere il fine dell'attività umana, ma nell'esserne la condizione e, in questo senso, l'inizio. Il raccoglimento necessario perché la natura possa essere rappresentata e lavorata, perché essa si delinei come mondo, si attua nella casa. L'uomo si situa nel mondo come se fosse venuto verso di esso partendo da una sua proprietà, da una casa sua nella quale può in ogni istante ritirarsi. Non viene da uno spazio intersiderale nel quale sarebbe già padrone di sé e a partire dal quale dovrebbe in ogni istante ricominciare un pericoloso atterraggio. Ma non è brutalmente gettato e abbandonato nel mondo, contemporaneamente fuori e dentro. Si pone all'esterno, partendo da un'intimità. La dimora è il raccoglimento che consente all'uomo che vive che cioè ha bisogno dell'esterno per vivere, di godere del mondo. Questo raccogliersi, il ritirarsi a casa della mente locale, nel mito del villaggio o nella scrittura del poeta è già dimora. Levinas sostiene che non siamo gettati in questo mondo, ma che siamo noi la dimora dalla quale si parte e alla quale si torna. Il dimorare è una posizione di partenza, quella dell'interiorità. Ma essa si produce proprio perché anche il nostro vivere interno è vivere ha bisogno delle cose esterne, la città e il mondo, e si soddisfa di esse o ne sente la mancanza. Essere separato significa dimorare da qualche parte. La separazione si produce positivamente nella localizzazione. Levinas spiega non il processo dell'abitare, le pratiche della mente locale, ma il senso del suo esserci così congeniale. Il dimorare è la manifestazione del nostro essere separati, ma è anche la felicità di questa condizione, la felicità del limite, della fatica, dell'adattamento, della sovranità e sottomissione dell'essere autoctono, dell'essere di qualche parte. C'è un passaggio iniziale tra geografia e persone. Le persone, gli abitanti, poeti o indigeni che siano, interiorizzano i luoghi, diventano i luoghi. Io sono di. La natura, la geografia, viene resa invisibile. Negli abitanti avviene la trasformazione dei luoghi. La geografia torna a essere visibile nella cultura, nelle culture dell'abitare di un luogo. Quel tipo di case, di coltivi, di cibi, di vestiti. La natura, resa invisibile, diviene poi visibile cultura. O meglio, l'abitare trasforma la visibilità naturale di un luogo in un invisibile. E su questa invisibilità costruisce l'insediamento. Con grande abilità Perec ci conduce dal livello del fare al livello del sentire e di nuovo al livello del fare. Come per dire che non c'è distinzione tra l'abitare come fare qualcosa di esteriore e l'abitare come sentirsi abitare. In questo passaggio però ci fa scivolare sulla dimensione di non istantaneità dell'abitare. L'abitare non è una percezione istantanea. Ci vuole tempo.
Grazie Fabio. Wow, ci siamo scelti una gran parolona questa sera, abitare. Allora vorrei partire proprio da questa parola che appunto in questa occasione di parole... Sono io? Sì. Ok. A posto. Vogliamo appunto indagare il suo significato principale, le sue radici, e quando pensiamo all'abitare noi lo pensiamo sempre semplicemente come stare presso un luogo, uno stare rinchiusi dentro delle mura, che sia appunto la propria casa, un proprio territorio. In realtà l'etimologia della parola abitare rimanda all'aver consuetudine di un certo luogo e quindi ammette anche la dimensione temporale del nostro rapporto con il luogo. Allora vorrei proprio partire da questa consuetudine dell'abitare, dei luoghi, per partire a chiederti come spiegheresti la radice di questa parola che appunto ha sì una fisicità importante ma anche una temporalità importante. Aiuto. Va bene. Dunque, allora, intanto è impressionante sentire qualcosa che io l'ho scritto 30 anni fa, quindi non so più se sono io, quello lì è interessante questo rapporto con un testo che uno ha scritto tempo fa. E la cosa ed è interessante perché scopro delle cose che probabilmente mi servono adesso per continuare, anche perché io sto continuando a lavorare su questo tema, cioè un tema che mi torna continuamente e adesso lo sto sviluppando in un'altra direzione di cui adesso poi parlerò. Insomma, quando io l'ho scritto, la cosa che mi stava a cuore era intanto ribadire il fatto che per quanto ci siano drammi terribili, no, nel mondo, per quanto la gente venga dislocata, cacciata via, per quanto la gente abbia difficoltà a trovare dove abitare, però l'abitare è una facoltà umana, cioè è come la parola, nel senso che uno può anche essere un rifugiato, può anche essere qualcuno cacciato dal suo luogo d'origine, però parla, continua a parlare la sua lingua, e l'abitare ha la stessa dimensione, cioè è la fondamentale attività di stare al mondo. Cioè, abitare significa trovarsi da qualche parte e fare di questa parte il proprio luogo. E una delle cose che mi ha molto impressionato nei miei viaggi, per esempio, è andare, che sono nelle bidonville che ci sono intorno alle grandi città indiane, e vedere come anche in posti veramente al limite, no? Cioè in grandissime masse di baracche, dove sono costantemente arrivi di gente che viene da luoghi lontani, no? Però è come se ci fosse una specie di capacità di stare. Per cui, per esempio, una delle scene più belle che mi ricordo in questa bidonville dove hanno girato The Millionaire, no? Il film, quello sull'India. Io ho visto i bambini giocare, no? E giocavano come giocano i bambini di buona parte del mondo a un gioco che si chiama accostare, cioè si lancia una monetina contro un muro e vince chi la fa cadere più vicina al muro senza rimbalzo. Oppure giocavano al gioco della settimana, no? Che lo tracci per terra. Cioè questa, per esempio, il gioco dei bambini è la prima manifestazione del fatto che comunque c'è una specie di istinto di abitare. Il gioco dei bambini è una forma di colonizzazione immediata, no? Cioè anche nei posti più assurdi i bambini giocano, e giocano delimitando un territorio, giocano ritracciando delle linee sul posto in cui stanno anche come rifugiati, no? Quindi la cosa che mi interessa, e che mi interessava e mi interessa ancora, non è ribadire che sono una specie di romantico attaccamento al proprio luogo di origine, ma di ribadire che l'animale umano è capace costantemente di riabitare, cioè come se fosse un tipo di attività che è anche l'unica attività umana, nel senso che uno poi, cioè è il gran lavoro che fa l'umanità da sempre, è quella di abitare
i luoghi, cioè di trasformarli in un modo tale che diventino, come dicevi tu, che diventino questa cosa strana che è la quotidianità, no? Allora, anche questa è una dimensione stranissima, cioè noi non c'è dato essere eterni, a me pare. Per fortuna. Forse sì. Però, perché per fortuna? A me piacerebbe. Però la cosa molto interessante è che noi produciamo eternità con le abitudini. Cioè la quotidianità è una capacità di trasformare con un ritmo di cose che si ripetono la quotidianità in qualcosa che non ci turba, no? Che in qualche modo torna rassicurandoci, che noi faremo la colazione domani mattina, no? Col caffè oppure col cappuccino, che ci prenderemo un croissant, oppure se siamo in Spagna, che so, il pane col pomodoro. Però insomma ogni cultura ha una sua produzione della quotidianità, che è fatta da 3 cose fondamentali. Per abitare bisogna produrre routine, quelle che i francesi, che non capiscono nulla di questo, chiamano routine, no? E che invece è questa bellissima capacità di colonizzare il tempo ripetendo le cose. La seconda attività, che anche lì, cioè, è molto sbeffeggiata, sono le attese. Pensate quanto tempo perdiamo o quanto tempo utilizziamo nelle attese, no? Uno va a prendere i bambini a scuola, oppure attende l'autobus, oppure attende il treno. Ma le attese sono un'altra di queste tracce che noi mettiamo sul tempo del mondo per abitarlo, no? E la terza cosa bellissima è il daydreaming, quello che gli americani chiamano, cioè il fatto che noi costantemente sogniamo a occhi aperti durante tutta la giornata, no? Quindi sono le 3 attività che definiscono l'abitare, anche se l'abitare è una tenda, anche se l'abitare è veramente una sedia, no? In un posto, cioè questa capacità di darsi in un luogo dei parametri che si chiamano tra di loro, che si ripetono. Questo è l'abitare. Quindi questa è la prima parte, poi volevi fare una... No. Prosegui pure. Ora, questo, quando io l'ho scritto, ero molto affascinato dal fatto che si fosse persa in qualche modo questa dimensione, cioè che la dimensione di questa straordinaria creatività umana, che è la facoltà di abitare, è proprio una facoltà, come lo è la parola, come lo è il camminare, come lo è il dormire, no? È una facoltà. Tra l'altro Levinas dice questa cosa molto bella, che poi a un certo punto della giornata noi diventiamo la dimora, perché quando dormiamo ci fermiamo e diventiamo la dimora a noi stessi, no? E anche questo è strano, cioè l'uomo è capace di dormire, e dormire significa che il luogo in cui ti addormenti diventa la tua casa, no? Anche se è una panca, anche se è una panchina, anche se dormi in un treno, no? Cioè questa capacità di fissarsi, anche provvisoriamente. Allora, questa cosa a me è stata la mia battaglia per 20-30 anni, quella di dire gli architetti non hanno capito nulla, perché non hanno capito che viene prima l'abitare e poi vengono quelli che magari se ne occupano. Però fondamentalmente l'abitare non è prodotto dagli architetti, né dagli urbanisti, né dagli amministratori, ma è prodotto dalla gente. Cioè la gente è capace costantemente di produrre, abitare, anche nei posti più orrendi del mondo. Questa è la cosa incredibile. Questo, insomma, se uno va in giro per il mondo si rende conto, no, che il mondo è scassatissimo, è pieno di gente cacciata via, di gente che scappa da guerre, da catastrofi, però anche i grandi emigrati sono capaci di riabitare dove arrivano, no? di in qualche modo di ridefinire il proprio stare. Perché una delle cose stupide che scrivevo allora, e che però è vera, è che in qualunque posto stiamo da qualche parte. Cioè che noi siamo un essere fondamentalmente geografico,
Cioè io dico anche che noi siamo carne e geografia, cioè è impossibile non essere da qualche parte, no? Con tutto internet, con tutti i social, però noi siamo comunque sempre da qualche parte. Ed è questa la chiave che ci definisce fondamentalmente, no? Adesso, però, insomma, poi andiamo avanti e io sto cercando di sviluppare questi pensieri che sono, appunto, ripeto, sono la mia grande battaglia contro gli architetti che mi ha divertito enormemente nella mia vita, perché poverini, cioè loro non hanno, cioè io li ho veramente attaccati e loro mi hanno risposto comprando il libro, quindi insomma è stata un'ottima cosa. Se l'avessi fatto con gli avvocati sarei in carcere. Sì, probabilmente sì. Se l'avessi fatto con i medici sarei già morto. Invece con gli architetti tutto sommato non c'è grande pericolo. Poi ho lavorato anche per anni con gli architetti, quindi riconosco, sono io stesso architetto all'origine. L'altra cosa che però sto cercando di sviluppare, che ha più a che fare con il vostro tema, perché ha a che fare con la base filosofica di questo discorso, è una cosa molto bella che io chiamo, cioè che un grande filosofo viennese ha chiamato forme di vita, che era Ludwig Wittgenstein, no? che a un certo punto, nella seconda parte della sua opera, dice che ci sono alcune cose che non si possono definire, né si possono spiegare, e sono un po' i fatti della vita. Cioè lui ci mette il dolore, ci mette le emozioni, però ci mette anche l'abitare. Cioè, in qualche modo, lui sostiene che noi produciamo forme di vita. Cosa sono le forme di vita? Sono il fatto che se tu abiti da qualche parte, sviluppi una consuetudine con quel luogo, con quella parte del mondo, che crea un certo... come definire? Un certo stile di vita. Pensate, gli olandesi arrivano a Giava nel 1800 e si scandalizzano che la gente dell'Indonesia non abbia pareti, ma abbia solo tetti, no? L'Indonesia è un paese tropicale. Se voi avete le pareti morite di caldo. La prima cosa che fanno gli olandesi, gli costruiscono le pareti. Perché dicono, ma sono incivili, come questi non hanno le pareti, no? E quindi la prima cosa che fanno è che negano la forma di vita locale. Cioè non capiscono che dietro a quella cosa c'è un'incredibile sedimentazione di competenze, di maniere di saper fare, no? Quindi in qualche modo c'è una consuetudine col luogo che sviluppa una tecnica. E questo avviene in buona parte del mondo, cioè i francesi arrivano in Africa e negano immediatamente il souk, no? La tortuosità, e gli costruiscono le città squadrate e poi cominciano ad arrivare il cemento, il vetro, cioè dei materiali che non c'entrano nulla con le maniere di vivere, no? Con le forme di vita locali. Allora, un po' la storia di questa cosa terribile di cui noi viviamo le conseguenze che noi abbiamo creato come europei, che è il colonialismo, no? E che il colonialismo europeo ha ucciso buona parte delle forme di vita nel mondo. Cioè ha completamente negato che la gente, quando arriva in un posto, produce delle forme di vita. E quindi voi andate in giro per il mondo e trovate appunto fondamentalmente questa specie di esportazione di modelli che sono modelli del nostro modo di vivere, no? Ma che non corrispondono, no? ad altre culture, no? Questo anche all'interno dell'Europa, cioè uno va in Spagna e si rende conto che per esempio è fondamentale per vivere avere il passeo, cioè avere un luogo in cui un lastrone, una vasca in cui andare avanti e indietro per farsi guardare, per guardare. Questa vasca, si fanno le vasche, non deve avere negozi intorno. È un listone al centro di una strada più grande dove la gente non deve essere distratta dalla principale attività che è guardare e farsi guardare. Questo, per esempio, anche questo, cioè questa è una forma di vita
che non appartiene a noi italiani, ma che è degli spagnoli. E ci sono moltissimi casi così, cioè è come se l'abitare fosse soprattutto questo, cioè la creazione di abitudini, ma anche di forme di vita, che poi sono anche creazione di architetture. Pensate alla grandissima architettura contadina che c'è stata in Italia, l'architettura vernacolare, al grandissimo uso dei materiali, no? Che ogni singolo luogo, in Italia soprattutto, conosceva perfettamente. I muretti, come venivano fatti i tetti, cioè la capacità di conoscere le pendenze, no? Ora, tutto questo è qualcosa che negli ultimi 100 anni è stato abbastanza negato, no? Spazzato via da un'idea un po' di un universalismo della modernità, no? che ha condannato tutto ciò che non corrispondeva in qualche modo a una certa idea molto funzionale del vivere, ha condannato a un passato da dimenticare. In realtà adesso tutto ciò sta tornando, che noi siamo i figli del materiale più vecchio e che più invecchia, che si chiama cemento armato, no? Che invecchia molto prima del legno. Allora, quindi noi siamo figli in qualche modo di un fallimento enorme di questa idea di fondo che bisogna modernizzare il mondo, dove modernizzare significa praticamente fare in modo che la gente non stia di fronte alla propria porta di casa, ma che circoli, no? Pensate che alla grande differenza, io sono cresciuto in una Sicilia in cui la gente metteva la sedia fuori dalla porta, no? E dove la strada non era un luogo separato dalla casa, ma era in qualche modo proprio la continuazione, no? Ed era questo che creava poi il vicinato, creava in qualche modo la solidarietà, oppure anche i litigi, no? Però in qualche modo, cioè in un momento in cui noi cominciamo a sospirare il fatto che non c'è più una comunità nei luoghi in cui viviamo, rendiamoci conto che questo è un prodotto moltissimo di una certa idea che ha condannato in qualche modo le città come luogo dello stare, ma l'ha fatta diventare il luogo del circolare, no? Dove uno deve andare a fare qualcosa, se no non... cosa fai? Cioè, dove in qualche modo lo stare a casa è considerato una cosa abbastanza negativa, cioè qualcosa che fai in pensione, è qualcosa che fai quando in qualche modo non sei più una persona attiva nel mondo, no? Laddove invece la casa è sempre stata nella storia dell'umanità il primo luogo della trasformazione, no? Il primo luogo dove si creavano, dove si producevano cose, dove la gente produceva la propria sussistenza, no? Lo faceva con gli orti, ma lo faceva anche in casa. Cioè in qualche modo la casa è stata il centro della produzione della cultura, in tutti i sensi, no? E invece è stata ridotta a qualcosa che viene chiamata residenza, alloggio, no? Quindi a qualcosa di profondamente impoverito. Non è che noi abbiamo perduto tutto questo, perché poi io non sono un pessimista, cioè io sono convinto che come non perdiamo la capacità di parola, cioè nonostante la devastazione di TV, di social, però noi abbiamo una lingua viva che parliamo, no? Così abbiamo una lingua dell'abitare che è viva. Cioè noi sentiamo che in qualche modo il luogo in cui viviamo ha un significato profondo perché ha un rapporto con il nostro corpo, che è molto importante, ha un rapporto con i corpi che ci mettiamo dentro, no? E questo però non significa poi che poi dobbiamo stare fermi, no? Perché poi in realtà uno può fare casa in tantissimi modi, e la gente è capace di... Però la cosa importante è che noi siamo animali dello stare, che possono anche andare, cioè anche i nomadi sono degli straordinari abitatori, no? Perché nel momento in cui si fermano, anche per una sola notte, però in qualche modo danno senso al luogo in cui si fermano. Questa è la... Hai detto una cosa interessante, fare casa, e stavo pensando a come a volte quando pensiamo all'abitare noi lo pensiamo solamente alla nostra abitazione, alla nostra dimora, alla nostra residenza. In realtà
mi chiedo se sia possibile abitare il nostro pianeta e come tale prenderci cura di esso allo stesso modo con il quale noi ci prendiamo cura di questo spazio così intimo come la nostra residenza. Perché è chiaro dalle parole, da quanto hai appena detto, che l'abitare ammette molti livelli di comprensione di questa nostra facoltà umana. Allora perché abbiamo così difficoltà a comprendere che ci sentiamo di abitare anche questo nostro preciso mondo e come tale prendercene cura con responsabilità, ma anche come fosse appunto la grande casa comune? Il punto è che l'abitare sta in una dimensione in cui ancora non è entrata la morale. Cioè non è che non ti posso dire cerca di abitare, no? O come tipo non posso dirti cerca di parlare, no? Cioè in qualche modo ci sono delle cose che sono pre-politiche, che sono quelle che Wittgenstein chiama le forme di vita. Sulle forme di vita non si può fare politica, le si può solo difendere, ma non puoi spingere gli altri ad avere delle forme di vita. Quindi certo non c'è dubbio che la cura per il pianeta nasce da un rapporto di cura con i luoghi, no? Però l'altra cosa è che noi, cioè perché la cura del pianeta abbia senso, deve venirci concesso di curarci del posto in cui stiamo, no? Di avere in qualche modo una presa molto meno vaga, molto meno, no, da soli utenti. Cioè una delle cose più gravi è questa parola utente, che è come se noi dovessimo usare delle cose che ci danno altri, no? Mentre invece siamo noi quelli che creano lo spazio in cui... Non siamo solo fruitori, ma siamo anche attori, no? Sì, certo, siamo anche attori. Però soprattutto, insomma, la questione è che l'abitare è una specie di premessa a tutto il resto, no? E quindi anche la premessa sicuramente ha un discorso di cura del pianeta, solo che però la cura del pianeta è talmente lontana e astratta, no? Che molto spesso ci sfugge che la cura del pianeta è anche qua, cioè che sono delle cose, e che la cura del pianeta, per esempio, è cominciare a riprendersi delle cose che ci sono state sottratte. Cioè, se io penso a questa cosa vergognosa che sono i marciapiedi, cioè il marciapiede esiste per eliminare il pedone, per eliminare l'essere umano dalla strada, no? E per consentire alle automobili finalmente di andare, no? Come le scuole esistono per sottrarre i bambini alla strada, perché i bambini sono pericolosi per le macchine, perché le macchine li possono investire e devono rallentare, no? Cioè noi abbiamo dimenticato che la città intanto è il luogo dove la gente deve stare per strada. Deve essere un posto, cioè si fa tantissimo parlare di spazio pubblico, ma tutto è spazio pubblico. Cioè, mentre invece abbiamo cambiato le nostre città cioè nessun paese al mondo ha delle città così belle da abitare come l'Italia, no? Delle città che sono concepite perché la gente stia per strada e si incontri. L'unica definizione che esiste di democrazia l'abbiamo data noi, e la democrazia è abitare in una città, anche piccola, dove tu incontri gente conosciuta e sconosciuta e non hai paura di incontrare la gente sconosciuta. Prova ad applicare questa frase a una città americana. Impossibile, perché nelle città americane, ma anche nelle città del nord Europa, gli sconosciuti sono pericolosi, no? Quindi in qualche modo noi abbiamo ancora una cultura in cui c'è un'idea dello spazio pubblico che viene creata da questa mescolanza tra conosciuti e sconosciuti, no? E che non è appunto, e tutto questo però è la base in qualche modo della ridefinizione del mondo. Cioè, se vogliamo un mondo più abitabile, intanto dobbiamo avere il coraggio di abitarlo. Cioè, non di abitare solo tra le quattro pareti della casa, no? Ma di abitare nelle strade, nei marciapiedi, nelle piazze, cioè in qualche modo di riprenderci tutti quegli usi che abbiamo dimenticato. Una delle cose impressionanti è che se noi guardiamo le foto degli anni 30 e 40 delle città italiane, c'era molto più gente per strada di oggi.
Cioè c'era un uso del mondo che era intensissimo, no? Io ho fatto un lavoro una volta a Tokyo con gli anziani e con i bambini, e gli anziani facevano fatica a raccontare ai bambini tutti i giochi che facevano per strada e che erano completamente stati cancellati dalla memoria. Cioè io sono cresciuto in una Palermo dove i bambini giocavano a calcio per strada e le macchine si fermavano quando c'era il rigore, no? Cioè, quindi insomma, e questo perché l'altra cosa terribile è che l'abitare rimane, però è come se si fosse stato corroso, no? È come se avessimo sempre meno idea della incredibile ricchezza delle cose che si possono fare per strada. Uno si può fare tagliare i capelli, può fermarsi a giocare, può stare in circolo a commentare la partita di calcio. Cioè ci sono una quantità innumerevole, no? di cose che si possono fare e che in gran parte abbiamo perso. Una delle cose belle del viaggiare è che quando uno va in certi paesi tipo il Vietnam, sono paesi dove la vita di strada è straordinaria, è divertentissima, dove c'è un costante rapporto tra le persone che si fanno battute, si rimproverano, oppure affidano i bambini uno all'altro, cioè in qualche modo c'è una grandissima ricchezza di compresenza, no? Basta. Grazie, facciamogli un applauso perché... In questo tuo libro un altro concetto o espressione che ci ha molto colpito, che ne ha dato anche il titolo, è appunto mente locale, a cui tu dedichi un intero capitolo e descrivi molto bene le caratteristiche di cosa significa avere appunto una mente locale, appunto questa nostra capacità di modellare, creare degli schemi quasi spaziali nei confronti degli spazi che noi viviamo. Ma prima appunto di lasciarti raccontare che cosa sia e quali sono le sue caratteristiche, abbiamo estrapolato un piccolo passaggio proprio dal tuo libro che spiega molto bene che cos'è la mente locale. Siamo sicuri che l'ho scritto? Io mi sono dimenticato quasi tutto. Perché appunto, come diceva, questo libro è stato scritto moltissimo tempo fa, lo hai ripreso un pochino, però adesso gli abbiamo dato lo spunto di poterlo magari anche riprendere. A te, Fabio. Grazie. Mente locale, tradotto con esprit de finesse, è una strada che porta molto lontano. Qualche tempo fa ero tornato a Matera per una riunione su Matera, capitale della cultura. L'edificio in cui si teneva l'incontro era nella parte nuova della città e dalle vetrate si godeva una magnifica visione dei sassi, rivissuti, restaurati e vivi. Nel fermarmi a osservare quel paesaggio mi resi conto che non riuscivo a vederlo. Quando ponevo lo sguardo sui cortili, le scalinate e i molteplici livelli della città rupestre, sentivo come un disturbo agli occhi. L'insieme era talmente complesso e dettagliato lì di fronte a me, nella realtà, che non riuscivo a coglierlo. Come quando mi trovo di fronte a un quadro fiammingo. La densità del visivo è talmente forte da rendermi incapace di cogliere l'insieme. Mi perdo in quella visione e mi sembra impossibile cercare di cogliere quel che vedo. Questa impressione mi è tornata alla mente rileggendo a distanza di 30 anni Esprit de finesse. L'esprit de finesse è la constatazione che la realtà è talmente complessa nella sua definizione quotidiana che non se ne può avere una visione complessiva, ma nemmeno sintetica. È la vertigine che provate quando cominciate a capire che il mondo è complesso come esperienza locale, come compresenza del vostro corpo e della vostra mente, con un luogo. Appena vi posate su di esso, appena il vostro guardare, sentire, toccare diventa stare, ecco che perdete la cognizione dell'insieme e ne acquistate un'altra. Ma non la acquistate subito. C'è un parametro temporale che si innesta tra voi e il luogo.
È per l'appunto l'esperienza biografica che fate di un luogo, quando esso diventa parte della vostra biografia e viceversa. Mente locale. Questa espressione magnifica della lingua italiana mi rese a suo tempo chiaro questo processo. Era una definizione, ma di fatto non era che un'intuizione. Dietro queste due parole stava qualcosa che il mio lavoro cominciava ad esplorare. Nel corso degli anni, il lavoro di ricerca, ma anche la dimensione biografica, il passare di città in città, l'appartenere a molti luoghi, ha solo complicato questa intuizione, senza mai esaurirla. L'ho ritrovata quando ho scritto il mio attacco alla corporazione dei progettisti, in Contro l'architettura e in Contro l'urbanistica. E mentre cercavo in quest'ultimo libro di definire cosa fosse il vissuto dell'esperienza degli abitanti in un luogo, una telefonata a Piero Zanini, ero a Singapore, mi aprì uno squarcio. Piero Zanini mi richiamava all'idea di quelli che stanno. Un'idea benjaminiana che ben afferrava la differenza tra chi sta e ha una certa dimensione pratica e cognitiva di un luogo e chi invece lo vive dall'esterno, magari studiandolo per potervi intervenire. Era la dimensione del vissuto, quella negata da architettura e urbanistica, e adesso, a 20 anni di distanza da mente locale, stavo cercando di comprendere la sua radicale differenza. In mezzo c'è stata l'esperienza antropologica, quella fedeltà all'aspetto biografico, quel considerare importante lo spazio di una vita, delle vite, di un luogo, in un ciclo legato a un'idea di presente. L'antropologia come qualcosa di radicalmente diverso dalla storia e dalla sociologia. Il suo essere imbricata strettamente alle vite quotidiane e condivise della gente che vive in un posto. In antropologia questo si chiama indigeneità, ma anche cultura, identità, definizioni approssimative e spesso troppo semplici per il processo che a me interessava. C'è nella mente locale una funzione del comprendere, dell'encompassing, che è molto diversa da una semplice organizzazione della sensibilità. C'è una possibilità di cogliere la realtà come qualcosa che fa di noi stessi il luogo di quella realtà. Nel convivere, concrescere, coevolverci o codecadere con un luogo, noi diventiamo quel luogo stesso. Finiamo per somigliargli e per farlo somigliare a noi. Mente locale è l'accadere biografico di noi stessi in un situarci. A che punto siamo arrivati, visto che è stato scritto? No, questa qui è l'aggiunta che effettivamente ho fatto forse non più di 4 anni fa, quando l'ho ripubblicato. No, una delle cose divertenti che mi è venuto in testa mentre lui leggeva benissimo è che, per esempio, una delle cose che io racconto, e lo racconto in Contro urbanistica, è che a Shanghai, che è una città grande, molto inquinata, una città inventata tra l'altro più dai portoghesi e dagli inglesi che dai cinesi, però a un certo punto c'è stata qualche anno fa una rivolta contro il municipio, perché il municipio, visto che Shanghai stava diventando un posto un po' turistico, ha detto che gli abitanti di Shanghai non dovevano più uscire di casa in pigiama, perché veniva considerato una cosa offensiva nei confronti dei turisti. Gli abitanti di Shanghai sono insorti, rivendicando il proprio diritto a uscire in pigiama. Ora, se voi avete un po' di frequentazione con i grandi empori cinesi che ci sono anche qua, no? Dappertutto, andate nel settore pigiami, che è uno dei settori più ricchi di questi empori, pigiami e pantofole.
perché effettivamente i shanghaiti adorano uscire di strada vestiti di casa, no? Quindi questa è una dimensione, e quindi per loro era inconcepibile che, insomma, in omaggio a degli stupidi turisti dovessero in qualche modo rinunciare a questa magnifica cosa che perché mi devo cambiare per uscire di casa, no? E questo, l'altro termine della rivolta a Shanghai era che il comune, come ha fatto, molti comuni hanno fatto in Italia, hanno proibito di stendere i panni. Considerato, cioè a Venezia soltanto a Castello si possono ancora stendere i panni, però insomma, e anche lì, cioè, i shanghaiti hanno detto no, questo è proprio un affronto, perché come facciamo a farli asciugare in una città tropicale? Non si asciugano in casa. Se uno va a Shanghai, anche i grattacieli hanno un'intelaiatura di canne, intelaiature di ferro che tipo esonda rispetto, diciamo, alla facciata di una decina di metri per poter consentire di stendere tutti i panni di casa, no? E quindi voi vedete questi grattacieli che hanno una specie di maglia di stenditoi che sono importantissimi, e quindi impossibile. La cosa di quelli che abitano a piano terra hanno rivendicato lo stesso diritto, per cui per esempio vedo a Shanghai e la gente appende i panni attaccando una parte del filo al semaforo e l'altro a un palo della luce, cioè, quindi diciamo, c'è questa specie di invadenza da parte del privato, no? Che da noi sarebbe abbastanza inconcepibile, ma si può tentare di cominciare a fare delle azioni di questo tipo, però insomma questo per esempio è un esempio di come ci sono delle forme di vita che sono fondamentali, che non è possibile cercare di civilizzare, no? In nome di un preteso decoro, no? Questa idea del che cos'è il decoro, poi anche lì sarebbe interessante capire cos'è il decoro, no? L'altra cosa che però è molto negativa è che io ho vissuto negli ultimi 8 anni a Milano, purtroppo, io continuo a dire a tutti i milanesi che incontro, dico, ma vi rendete conto che i marciapiedi a Milano sono fatti con l'asfalto? Come se fossero strada. Non esiste, credo, in quasi nessun posto del mondo quest'idea che i marciapiedi li puoi fare con le betoniere, come fai la strada. Perché tanto ai milanesi non gli importa di passeggiare. E i marciapiedi non sono un luogo del passeggio, no? Quindi li devi trattare come se fossero... Ed è spaventoso, perché quando glielo fai notare si arrabbiano moltissimo. Cioè, ma come, siete ricchissimi. È la città leader in Italia per il design. E poi vi permettete di avere dei marciapiedi fatti con l'asfalto che durante l'estate affondate con i tacchi. Cioè, è assurdo, no? Cioè, però queste qui che sembrano sottigliezze sono delle chiavi molto importanti di come la gente ha rinunciato a una dimensione appunto dello stare, perché poi era questa poi alla fine la nuova frase. In realtà in questi 30 anni io ho cercato continuamente di ritradurre mente locale. Mente locale è un'espressione magnifica che nasce nel 1400 a Napoli, viene fuori e poi viaggia per tutta l'Italia, nessun'altra lingua ce l'ha, è impossibile tradurre mente locale. È un po' come l'espressione al dente. Cercate di spiegare cos'è al dente a qualcuno che appunto non ha mai fatto una pasta, no? Ed effettivamente al dente è un'espressione che viene usata in tutto il mondo in italiano, perché non c'è nessun altro modo di spiegarla, no? E mente locale, io ovviamente l'ho forzata, perché mente locale significa in realtà un'altra cosa, però mi piaceva molto quest'idea che alcune cose le puoi capire solo se stai in un posto, no? Che è un po' vero, cioè noi ragioniamo molto, la nostra mente funziona molto a strati, e a strati emozionali, per cui alcuni strati si attivano solo in certe circostanze o in certi luoghi. Poi ce ne dimentichiamo, no? Però diciamo, i luoghi hanno questo potere su di noi, che ci attivano ricordi, impressioni. Noi
ragioniamo in gran parte con delle immagini spaziali, e questo lo dicono quelli che studiano i meccanismi del cervello, cioè noi continuamente poniamo tutti i nostri pensieri in luoghi, no? E ci ricordiamo delle cose perché le leghiamo a dei luoghi. La cosa interessante è che quando tu parli di mente locale la definisci così, dove il soggetto si esteriorizza e si guarda, mentre le proprie doti di comprensione sopra un luogo e a un contesto. Questa capacità del soggetto di addirittura andare fuori di sé per guardarsi e di comprendere in quel momento lì in un preciso contesto. Sì, la cosa interessante è che non è un procedimento cosciente, cioè in realtà appunto uno se lo fa, è quello che leggeva lui, cioè in qualche modo i luoghi per noi non sono mai immediati, cioè quando uno arriva in una città che non conosce, per capire che cos'è questo luogo, no? Ci vuole, uno deve percorrerlo a piedi, rivederlo, cioè io mi sono reso conto, io ho vissuto a Verona per un periodo, ero giovane, ho insegnato lì, e per esempio sono tornato a Verona dopo 20 anni e ho detto ma com'è bella, e mi sono reso conto che non avevo guardato, cioè che avevo visto ma non guardato. Cioè i luoghi richiedono una grandissima capacità di depositare il proprio sguardo sui luoghi, no? Che non è una cosa immediata mai, no? Cioè, soltanto quando tu rivedi un posto per la quinta, sesta volta cominci in qualche modo a sentirlo. Sì, sì, certo, e a farlo in qualche modo parte di te. Cioè, però questo perché è interessante, perché in realtà i luoghi non sono fruibili con lo sguardo, cioè i luoghi non sono panorami, i luoghi sono luoghi dove noi stiamo col nostro corpo che interagisce con la fisicità di un posto, quindi dobbiamo arrivare a sentirlo con tutto il nostro corpo, un posto, per poter in qualche modo capire alcune cose. Cioè, pensate agli odori, no? Cioè, insomma, io sono cresciuto con queste folate di zucchero che venivano fuori dalle pasticcerie di Palermo, no? Oppure che so, l'umidità di certi androni. Per me Venezia è un certo odore, che non è soltanto l'odore di freschin, no? Cioè, nel senso che, ed è bello perché effettivamente i luoghi ti si imprimono molto attraverso tutti i sensi, no? E il tatto, per esempio, questa cosa. Allora, tutto questo che è di una ricchezza incredibile, tutto questo è mente locale, no? Poi la cosa più bella è, secondo me, la poesia, che io continuo a pensare che sia la più bella poesia, questa qui di Wallace Stevens. Wallace Stevens è stato un grandissimo poeta americano, poeta laureato, anche poeta premio Nobel. È stato. Quella dell'inizio? Forse, sì. Vai. Sì, lui l'aveva forse all'inizio. Aiuto. Non la troverò mai perché si capisce che non l'ho scritto io. No, comunque. Forse nel capitolo di mente locale sì. sta messa. Chissà. Allora, poi magari. Niente, non. Te la cerco io, magari se vuoi descrivere un po' perché tu nel libro sei molto preciso nel descrivere delle caratteristiche estremamente precise di che cosa significa avere mente locale e fai proprio un elenco molto ordinato. Vuoi cercarla tu? Io ti lascio. No, cercala tu. Che strano. C'è la prefazione di Feyerabend e poi forse qua. Allora, la poesia è questa. Che ha un titolo si chiama Aneddoto di uomini a migliaia, e dice così: l'anima, dice, è composta dal mondo esterno. Ci sono uomini dell'est, dice, che sono l'est. Ci sono uomini di una provincia che sono quella provincia. Ci sono uomini di una valle che sono quella valle.
Ci sono uomini le cui parole sono come i suoni naturali dei loro luoghi, come lo schiamazzare dei tucani nel luogo dei tucani. Il mandolino è lo strumento di un luogo. Ci sono mandolini dei monti occidentali, ci sono mandolini del chiaro di luna settentrionale. Il vestito di una donna di Lhasa nel suo luogo è un elemento invisibile di quel luogo reso visibile. Quindi, diciamo, questa è la mente locale, cioè questo fatto che la gente diviene, cioè che l'umanità si differenzia, voi avete avuto la parola differenza, molto perché cresce in posti diversi. Adesso io sto lavorando a Malta, una delle cose divertenti dei maltesi è che urlano, come molti isolani. Se voi andate a Lofoten, dove sono tutti pescatori, quelli che consentono a voi veneti di mangiare il baccalà mantecato, loro urlano, perché nelle isole bisogna sentirsi, anche a distanza, anche tra le barche, no? E i maltesi hanno lo stesso problema, cioè hanno un tono di voce altissimo, no? Che è, per esempio, il tono di voce molto legato ai luoghi. Ci sono posti in cui la gente sussurra e voi che non siete abituati non riuscite a sentire. Cioè è divertente come si sviluppano delle somiglianze tra le persone per il solo fatto che stanno nello stesso posto. Io riesco ancora a indovinare in Sicilia chi viene da Agrigento e chi viene da Catania, ma da come sono fatti. E voi immagino che riuscite in qualche modo a intuire quelli di Castelfranco Veneto, che sono diversi da quelli di Rovigo. No, perché effettivamente la gente prende qualcosa, no, che i francesi chiamano la gueule, no, che noi chiamiamo in Sicilia l'impigna, no? Cioè prendono una specie di imprinting dal posto in cui stanno e finiscono per somigliarsi. C'è una somiglianza delle persone che vivono nello stesso posto, che è molto interessante, no? Che a me turba sempre moltissimo, perché io la noto ancora molto, cioè, io sono anche ossessionato perché io ho dei fratelli che sono identici a me. E uno dei motivi per cui faccio fatica a tornare in Sicilia è che mi rifiuto a rida di fondo che ci ho messo tanto a essere me stesso e poi questi qua sono delle fotocopie. Quindi insomma, però è così, cioè c'è una dimensione, questa è un'altra delle cose su cui ho molto lavorato, la somiglianza. La somiglianza è uno stranissimo mistero dell'umanità. Perché non c'è niente, c'è pochissimo di biologico nella somiglianza. Voi avete figli adottivi che finiscono per somigliare moltissimo ai genitori, no? Avete fratelli vissuti in posti diversi che non si somigliano, no? E poi invece avete una somiglianza molto forte della gente che vive insieme, no? Che è un mistero, che è un grande mistero, perché io sono convinto che la gente fa figli per poter avere qualcuno che gli somiglia. No? Oppure i figli fanno genitori per avere qualcuno che gli somiglia. No? Però in qualche modo questo fa parte del processo dell'abitare. Cioè abitare significa anche somigliare a qualcuno. Perché noi abbiamo una capacità di malleare i corpi altrui, di quelli che vivono accanto a noi e di essere malleati. Dovete pensare che buona parte dei nostri tratti non sono fisiologia, sono fisionomia. Cioè sono cose che noi impariamo perché guardiamo gli altri, li imitiamo, abbiamo la stessa postura, facciamo le stesse smorfie. Ed è un mistero bellissimo della vita, il fatto che la gente fa di tutto alla fine per somigliarsi in qualche modo, no? Perché fa parte della compagnia del mondo, no? L'abitare è una compagnia del mondo. Cioè il capire che il mondo, che non siamo soli, che il mondo ci fa compagnia, questa è una cosa che noi che siamo abituati probabilmente anche a un certo scetticismo, a un certo cinismo generale, no? Cioè l'idea di fondo che però in fin dei conti non siamo soli, perché anche i luoghi ci danno compagnia, cioè non siamo buttati su questa terra, è un'altra, la dimensione in cui viviamo è ben diversa. Giusto per rispondere, grazie.
Un applauso. Noi qui ci distinguiamo in sinistra e destra Piave, giusto per declinare un po' dove siamo. Certo. Quando parli di mente locale fai riferimento anche al suo rapporto con la memoria, e quando citi Perec così scrivi: lo spazio sembra essere o più addomesticato o più inoffensivo che il tempo. Si incontra dappertutto gente che ha l'orologio e molto raramente gente che ha una bussola. Certo. Si ha sempre bisogno di sapere l'ora, ma non ci si domanda mai dove ci si trovi. Questo è cambiato, perché adesso che c'è il telefono te lo Esatto. domandano tutti. Certo. Allora, questa relazione tra lo spazio e il tempo torna continuamente, Certo. e è stato molto divertente leggere questa cosa che non abbiamo mai la bussola ma abbiamo sempre l'orologio. Allora da un lato ricerchiamo questa fisicità, ci sentiamo, come dicevamo all'inizio, anche rassicurati nel delimitare, nel giocare in uno spazio chiuso, dall'altro però vogliamo anche controllare il tempo. Allora ti chiedo, com'è questa relazione tra spazio e tempo adesso? Ma dunque, spazio e tempo in realtà sono due cose completamente separate, no? Cioè per esempio, la dimensione temporale cambia moltissimo a seconda di dove sei. Cioè, io quando vado in Sicilia tutto si rallenta moltissimo, no? Cioè, nel senso che però insomma è così, cioè esiste una dimensione per cui uno accetta che le cose hanno tempi diversi. Malta è il doppio della Sicilia, cioè tu ordini una cosa all'una dell'una e ti arriva alle 3, insomma, diciamo in un ristorante. Quindi, però, insomma, il punto è che che in realtà la cosa impressionante è che il tempo è molto obbediente allo spazio. Pensate quando voliamo, no? Dove facciamo questa esperienza assurda, che è un'esperienza che non potremo mai capire, perché viaggiare a 1000 km/h in un aereo ed essere in 6 ore a New York, saltando i fusi, è qualcosa che proprio il nostro corpo non riesce in nessun modo, no, a concepire. Quindi, e lì per esempio, lì immediatamente c'è uno scarto stranissimo che noi facciamo. Però la cosa interessante è che noi siamo degli animali che riescono a vivere in più dimensioni temporali. Cioè che riescono in qualche modo a situarsi rispetto al contesto spaziale e che accordano i propri tempi rispetto a questo, no? Questo è interessante. Poi l'umanità ha sempre inventato delle tecniche, no? Che buffo, per ingannare il tempo, però in realtà per giocare col tempo. Pensate alle vostre nonne che recitavano il rosario, no? Il rosario è una maniera incredibile di scandire il tempo in maniera tale che il tempo è tuo. Cioè tu diventi quello che effettivamente scandisce il tempo. Pensate, i rosari sapete che sono il secondo strumento più usato al mondo. Il primo si chiama Kalashnikov. Ed è lo strumento che trovate in tutte le religioni, lo trovate nell'Islam, nasce nell'induismo e passa al buddismo, ce l'hanno gli ortodossi, cioè è uno strumento, ed è uno strumento fondamentale, perché è lo strumento con cui voi in qualche modo vi impossessate del tempo, no? Lo scandite, lo trasformate in grani. E questo è stato da sempre un modo di modellare il tempo. Poi ci sono molti altri modi, cioè si può andare in trance, si può andare in ascesi mistica, ci sono moltissimi modi di uscire fuori dal tempo, no? e di rientrarci. E l'umanità l'ha sempre fatto, in qualche modo. I voli di Astolfo sulla Luna, insomma, esistono. Cos'era la domanda? Va benissimo così. Visto che ci siamo dati come tempo 1 ora e un quarto, io vorrei lasciare la parola a chi tra il pubblico ha qualche domanda, quindi chiederei se fosse possibile accendere le luci in sala innanzitutto, e chiamerei Giorgia che le passerei il microfono. Quindi a voi, se avete qualche curiosità, volete condividere qualche riflessione sul tema, condividere quanto vi è emerso
durante questa conversazione. Grazie. Ecco. Eccolo lì. Niente, io sono qui, sono tornato nel Veneto dopo circa 35 anni e normalmente mi fa sempre impressione rivedere i luoghi, no? Però ascoltando adesso il professore mi fa ricordare quella storia dei nostri paesi del sud. Io vengo da un piccolo paese medievale della provincia di Brindisi, dove una ventina di anni fa, no, ma pure di meno, 15 anni fa, sono uscito con un amico mio magistrato, un giudice, che è adesso giudice, e sono arrivato in piazza e la piazza non c'era più, era occupata da tutto altro che della mia infanzia, che era la piazza di tutti, era disponibile a tutti, ogni ceto, e non c'era più, era tutta piena di strutture, dei bar che avevano occupato la piazza. E io naturalmente, da ignorante, da piccolo cittadino, ho chiesto all'amico mio che era diventato un giudice se tutto questo era legale. Cioè, come mai un sindaco può vendere la sua piazza, che è del popolo, non è nemmeno del sindaco, a dei pubblici uffici, cioè dei locali, certo, senza chiedere o senza ricordarsi di questa attività che per me la piazza era il ricordo, che ne so, che andavo e trovavo gli zii, mio padre e tutta la gente che si conosceva, era di tutti. E lui si è messo a ridere, il giudice, no? Cioè io gli chiedevo, ma è legale? Se è possibile che questi non possiamo fare niente? E lui ha detto, tu sei rimasto a quei tempi. Certo. Sei rimasto ancora coi sogni. Niente, volevo chiedere al professore se tutto questo fa parte dell'accecarci del nostro passato, fatto apposta per creare una situazione diversa della realtà, del vivere, dell'abitare. Grazie. Ma anche questa è una domanda giustissima. Dunque, c'è una grande poetessa italiana che è morta l'anno scorso, che si chiamava Patrizia Cavalli, che ha fatto una bellissima poesia sulla piazza, dove dice che appunto la piazza non deve servire a niente. Cioè, se uno si domanda che uso fare della piazza, già non ha capito cos'è una piazza. Cioè, le piazze devono essere definite da quello che la gente ci fa, non da un utilizzo, no? Anche di un bar, anche di un posti, perché è come se ci fosse una specie di ossessione di riempire gli spazi vuoti, no? E di non pensare che le città sono fatte soprattutto dai corpi delle persone che si riuniscono, passeggiano, fanno gruppo, fanno crocicchi, no? Questa cosa, lei lo dice benissimo, una bellissima lunga poesia della Patrizia Cavalli, ed è vero, ma questo accade perché abbiamo dimenticato, abbiamo confuso questa idea dell'uso degli spazi pubblici col fatto che il problema non è l'uso, è la libertà, cioè di lasciare alla gente l'iniziativa di definire i posti, non di essere costantemente lì a pensare che la popolazione di una città è fatta di gente che bisogna educare, di gente che è minorata, no? Per cui li devi istradare costantemente e dirgli come usare i posti, cosa fare o non fare, no? La grande civiltà urbana di cui noi siamo sicuramente gli eredi era fatta di questo, cioè del fatto che le città avevano dei luoghi che poi venivano definiti dai corpi delle persone. Una delle cose molto belle del sud, ma non solo del sud, è che vedere per esempio i circoli di anziani, no? Che stanno in piazza insieme e che non fanno niente fondamentalmente. Anzi, l'attività principale degli anziani è un'attività denigratoria tra di loro. Un anziano dice qualcosa e gli altri dicono. Cioè, e anche a un certo punto quello che parla si autodenigra, ed è una specie di gioco a carte, cioè il gioco sta nel levare la parola a uno che sta parlando
però in maniera tale che non si offenda, prenderla, denigrare quello accanto. Insomma, ed è divertentissimo perché si possono passare intere giornate con questo gioco, no? Ed è un gioco che crea un circolo ben preciso, no? Le donne lo fanno in altro modo, le donne lo facevano moltissimo in questi luoghi straordinari che erano le fontane, che erano dei luoghi fondamentalmente deputati a parlare male degli uomini. Cioè, in tutta la storia, per esempio, della Francia rurale, gli uomini evitavano nella maniera più totale di passare vicino alle fontane, perché venivano a volte addirittura spogliati e aggrediti, cioè che proprio c'era un posto in cui ti ritagliavano i vestiti addosso, no? E dove si parlava malissimo degli uomini. Ora, ovviamente continua la cosa al telefono, però insomma anche per esempio cos'è il pettegolezzo, che sembra una cosa, certo ce l'abbiamo sui social, però il pettegolezzo in città è una cosa diversa dal pettegolezzo sui social, no? C'è una dimensione un po' più interessante, un po' più anche di controllo sociale ovviamente, ma non solo. Cioè, per esempio ci sono dei paesi in varie parti del mondo in cui la gente si racconta la mattina i sogni, dove i sogni della notte vengono rielaborati da tutto il paese, no? Lo fanno moltissimo le donne, in Perù, ma anche in Calabria lo fanno. Cioè c'è questa dimensione dell'elaborazione quotidiana, no? Del vissuto che è fondamentale. Com'è fondamentale la cucina, no? Che a noi ci salva. Cioè, pensate a che cos'è questa cosa assurda che nessuno straniero capirà mai, che noi continuiamo a mangiare a casa, che facciamo da mangiare, cioè con tutto il mito dello street food, però noi siamo una civiltà di pranzi e di cene e di grandi chef che si chiamano mamme e nonne, no? E questo però ovviamente crea una dimensione. La gente parla costantemente di cibo, la gente parla costantemente di quello che farà, di quello che ha fatto, di quello che ha mangiato, e non è solo una dimensione consumistica, c'è dentro qualcosa, c'è uno scambio di competenze, no? Cioè, vai in quel panificio, non in quell'altro, no? Cioè, adesso io sono tornato a Palermo da un po' di tempo, è divertentissimo perché immediatamente ti ridanno gli amici la mappa dove devi andare, dove non devi andare. Cioè, c'è una dimensione molto bella della conoscenza del posto, no? Che però ovviamente non te la danno subito, devi entrare dentro Col suo tempo. in confidenza, sì. C'è qualche altra domanda? Eccolo qui. Sì, mi ha colpito molto quella valutazione sulla somiglianza, che naturalmente sta molto in piedi, anche perché sennò le etnie non avrebbero motivo di assomigliarsi, cioè indubbiamente insomma, c'è un riscontro. Però quello che chiedo al professore, il presente e il futuro ci fa aspettare con una globalizzazione. Pensiamo ai giovani, ad esempio, che rispetto già alla mia generazione si muovono molto di più, si sentono molto più cittadini del mondo, vivono 6 mesi con l'Erasmus da una parte, poi si spostano, certo. Cambiano, anche i miei nipoti insomma, fanno questa vita e credo che molti giovani, quindi mi sembra una prospettiva verso il futuro. Quindi chiedo al professore, questa dimensione cambierà anche questo aspetto della somiglianza? Ma non lo so, questo è una domanda interessante. Sicuramente, allora, la gente si è sempre spostata, cioè noi non siamo i primi sicuramente, la gente si è sempre mossa molto, anche durante il Medioevo si muovevano moltissimo. Quello che è cambiato è che noi siamo un po' convinti, però sta finendo questa convinzione di essere ubiqui, cioè che in qualche modo possiamo vivere contemporaneamente in più posti. In realtà poi non è vero, tant'è vero che abbiamo inventato una cosa che si chiama telefonino, no? Cioè, in qualche modo questa ambizione della globalizzazione si è presto risolta, nel senso che intanto quelli che si possono spostare al mondo sono una minoranza, no?
quelli che lo possono fare felicemente senza essere costretti a farlo. Veramente siamo una ridotta minoranza, no? Rispetto al resto dell'umanità. E l'altra cosa è che insomma, il digitale in qualche modo ha spento questo sogno. Voi pensate cos'è stato il Covid per noi, no? Il Covid è stato essere costretti a vivere di qualcosa che ci veniva promesso come una grande, bellissima cosa, parlarsi in Skype o in Zoom con qualcun altro. Quando ci hanno costretto a farlo, perché non c'era altro modo, abbiamo capito che era una riduzione rispetto alla realtà. Cioè che, sapete, una delle cose più impressionanti è che se ci si comunica in Skype o in Zoom con l'amato o l'amata, non vi potete guardare negli occhi, perché lo schermo è uno specchio, non passa attraverso. Provate a guardare negli occhi chi vi chiama e non ci riuscirete mai. È come guardare negli occhi i gatti. Allora, questo fa in modo che tutta questa rivoluzione tecnologica è un po' quasi finita. Cioè, certo, ci serve, però rispetto alla ricchezza della realtà, cioè dell'essere faccia a faccia, no? Rispetto all'incontro vero, in carne e ossa con le persone, ma l'abbiamo capito che è molto diverso, no? Abbiamo capito che non possiamo accontentarci di quello. Io sono convinto che sta finendo. Certo, è utile, è funzionale, però io ho scritto un libro a cui sono molto affezionato, infatti nessuno l'ha ripubblicato, che si chiama Surrogati di presenza. Tutti questi qui sono dei surrogati di presenza, cioè noi delle altre persone abbiamo una parte, la voce, l'immagine, no? Ma non abbiamo le persone, che sono ben altro, no? Rispetto a queste cose. Cioè, quindi è come se il telefono, l'internet fossero delle promesse di presenza futura. Quindi tutto questo mondo del digitale è pervaso di nostalgia, di una nostalgia di cose che, cioè, alla fine la vedremo quella persona. Poi ovviamente non è che ci teniamo di vedere tutti, però alcuni sì. Quindi in qualche modo, quindi io non lo so, certo, anche la globalizzazione, io credo che siamo veramente agli sgoccioli, che è una cosa negativa e positiva, cioè sicuramente è una cosa negativa, perché è come se i luoghi in cui si può vivere, cioè la globalizzazione non è che possiamo vivere in tutti i posti, è il contrario, è che bisogna concentrarsi nei posti dove accadono le cose. Cioè il sud si è spopolato di 1 milione di persone quest'anno, no? Perché bisogna stare a Milano se si vuole, no, fare qualcosa. E quindi la globalizzazione ha come effetto una concentrazione in certi poli, la desertificazione del resto. È impressionante, secondo me, come conseguenza, no? E c'è un ritorno, cioè, ovviamente quello che è interessante è che però poi la gente ha bisogno di localizzarsi. Quindi la gente riforma circoli delle città in cui è emigrata, la gente ha bisogno di ritrovare un mondo di persone che vede faccia a faccia. Almeno noi italiani ce l'abbiamo questa cosa. E non solo gli italiani, ma insomma sicuramente noi abbiamo un bisogno costante di riprodurre legami, di riprodurre relazioni, no? È anche interessante perché noi abbiamo una dimensione amicale. Cioè noi siamo un paese apparentemente familistico, però poi dove la dimensione amicale è fondamentale, dove in qualche modo le reti sono reti di amici. C'era un'altra domanda qui davanti. Dunque, io trovo interessante il fatto che abitare, ha detto, un elemento soggettivo
consolante, perché dove siamo abitiamo, in qualche modo possiamo. E mi chiedo di conseguenza se c'è un altro aspetto che non è più soggettivo, ma che è sociale, che è condizionato, che è stretto, che è consumo di territorio, che è vincoli, che è eccetera, eccetera, tutto quello che si può dire, e che pure è abitare e condiziona e crea conseguenzialmente stile di vita, altro abitare, eccetera. E quindi mi chiedevo se ha pensato a questa, chiamiamola, contraddizione, non lo so, oppure possibile convivenza o estensione del concetto soggettivo in multipli che rendono poi soffocante la questione. Non so dire meglio la domanda, ma penso che qualcosa è arrivato. Certo. Insomma. Ma certo, allora, la risposta potrebbe essere che l'abitare è possibile solo se uno imita l'abitare degli altri, cioè fa parte di questa idea della somiglianza. Cioè, per esempio, io viaggio molto. La cosa che più mi piace quando viaggio è cercare di fare finta di essere io un abitante e quindi di prendere le abitudini della gente del posto, no? Perché in qualche modo abitare significa imitare quello che gli altri fanno nello stesso posto. Quindi certo c'è la dimensione immediatamente collettiva, no? A me diverte molto, per esempio, capire quando arrivo in un posto la mattina cosa devo fare per sentirmi uno del posto. A Istanbul la gente esce, ferma questa specie di carrozzina con delle ciambelle, con il sesamo sopra, e le compra, costano niente. Poi va con questo in posti in cui si fanno solo il caffè. Poi va con la stessa cosa in un posto in cui fanno solo yogurt. E quel momento in cui cominci a seguire le persone, capisci come la gente vive la propria appartenenza a un posto, no? Se non lo fai, appunto, te ne vai da Starbucks, no? Però, insomma, c'è sempre una dimensione, cioè è vero, non esiste la dimensione soggettiva, esiste una dimensione che è una dimensione, diciamo, corale. Se tu vuoi fare parte di un posto devi entrare in quella dimensione, non puoi resistere a queste cose, come non puoi resistere ai ritmi. Cioè, se uno va in Spagna e arriva alle 2 del pomeriggio è convinto che siano morti tutti. Dice, ma che succede? Cioè, hanno chiuso i negozi, c'è stato un fallimento generale. E invece dalle 2 alle 5 gli spagnoli chiudono tutto. E poi se uno non capisce questa cosa non riesce a viverci, no? Cioè, è interessante che ogni luogo, no, in qualche modo abbia sviluppato delle idiosincrasie, delle particolarità, dei tic, no? È vero, perché poi molto spesso non sono affatto delle cose fondamentali, però lo diventano, perché sono quello che distingue appunto abitare qui a Pieve di Soligo piuttosto che a 20 chilometri di distanza, no? Che è la grandezza del fatto che c'è una varietà. Cioè, pensate che l'Italia è un posto talmente ricco che quando io ho fatto una conferenza dove l'ho fatta? L'ho fatta in un paesino della provincia di Modena. Il tassista che mi ha portato alla conferenza mi ha detto: lo vede, quella è la linea che separa il tortellino dal tortellino in brodo. No? Quindi, che era fondamentale. Ed è vero, cioè, l'Italia è percorsa da linee che, oltre le quali i ravioli di zucca
o cambiano nome o non sono mangiabili, no? Per esempio, pensate a cos'è la salama da sugo. Avete contezza del Ferrara è il centro di questo monumento che è la salama da sugo, che è una salama tonda che non si mangia mai, bisogna immergerla nel sugo ogni tanto, e ogni famiglia ne ha una che durano anni. Ed è fantastico, cioè, l'Italia ogni 20 chilometri, cioè, se per esempio appunto io sono al centro di questa ormai guerra civile tra Catania e Palermo su arancini e arancine, cioè lì è solo un nome, ma per esempio cercare delle panelle a 20 km da Palermo è proibito e si offendono se lo fai, cioè, pensate alle frattaglie, l'Italia è un paese di frattaglie, no? Se voi sentite parlare i toscani, i fiorentini del Lampredotto, cioè noi pensiamo che siano stati in pasticceria tutto il giorno, invece per loro il Lampredotto è dolcissimo, è il sommo della... tutta l'Italia è fatta di gente che mangia interiora e che si distingue da quelli che stanno a 20 km di distanza perché mangia un altro tipo di interiora. Beh, questa è la grande cultura, C'è questa straordinaria ricchezza. Prima di salutarci e di salutarti, ringraziarti, volevo chiudere con una lettura finale che abbiamo scelto, perché tu dedichi un piccolo capitolo al tema dell'ubiquità, cioè questa nostra società che tende a voler essere contemporaneamente lì, qui e qui, certo, e dove il tragitto del percorso è quasi un tempo sprecato, però tu chiudi questo capitolo con un messaggio molto bello che vorrei regalare di nuovo a te, che hai riscoperto anche il tuo libro questa sera, e soprattutto al nostro pubblico, quindi a te Fabio, con la lettura finale. Sì. Tutto, preparato tutto il libro. Avevamo anche un'altra lettura, ma va bene così. La mitologia che ha accompagnato il XX secolo fino alle porte di ieri è quella legata alla velocità, a quel rapporto spazio-tempo che viene improvvisamente alterato con le scoperte della trazione a vapore, del motore a scoppio, dell'elica, del volo, del jet. La velocità è una formidabile messa in discussione dell'impero del tempo. Il tempo viene violentato dalla possibilità della trasformazione dello spazio in spazio percorso, in spazio attraversato, sorvolato. Dentro alla mitologia della velocità sta la vertigine dell'eliminazione del qui, a favore di un qui che si sposta con il desiderio e l'urgenza. Aeroporti, treni veloci, traffico automobilistico diventano l'assicurazione quotidiana della trasformazione del tempo in tempo da percorrere e da comprimere. La gente sa che essere liberi corrisponde alla libertà di potersi muovere, di poter cambiare paese, di poter attraversare le frontiere, di emigrare o di ritornare, o anche solamente di viaggiare. La globalizzazione si nutre della vertigine della velocità. Ne sente l'urgenza come se fosse un nuovo diritto umano da far valere. È soltanto verso la fine del secolo che una nuova mitologia si impone. Doveva arrivare la rivoluzione informatica, quella che in teoria avrebbe dovuto rendere inutile la velocità, quella che avrebbe dovuto creare un'indifferenza all'essere qui invece che là. La rivoluzione informatica parte con l'assunto di una neutralizzazione dello spazio e del suo valore nella vita quotidiana delle persone. Nell'informatizzazione del mondo non c'è una mente locale, ma tutto ciò che è mente viene despazializzato, reso disponibile a una delocalizzazione generalizzata. Dovrebbe essere la fine della velocità e degli spostamenti, e invece no. Alla mitologia della velocità si sostituisce una mitologia ancora più radicale, quella dell'ubiquità.
L'idea è che, neutralizzato il tempo di spostamento, sia possibile vivere nel mondo in un tempo che è indifferente alla spazialità. La mitologia si basa sull'idea che lo spostamento in sé è tempo perso e che bisogna andare verso una società che tragga il massimo profitto dall'ubiquità, dalla possibilità di essere contemporaneamente qui e là, anzi, contemporaneamente qui e qui. Il passaggio dal qui e là al qui e qui sembrerebbe quasi una vittoria della mente locale, che annulla con l'assoluto localismo ogni idea di altrove e ogni idea di un più in là. Lo spazio viene esaurito all'interno dei suoi margini di immediatezza e ridiventa un ora e qui, da fruire subito. Come se trionfasse un immanentismo senza al di là spaziale. Non c'è più dove andare, non c'è bisogno di spostarsi più, perché tutto è qui, contemporaneamente. Questo sogno, perché di sogno si tratta, senza dubbio, è un vecchio sogno dell'umanità. Quello di infrangere i limiti del tempo che separa gli spazi. Quello di sgonfiare la Terra della sua estensione per renderla tutta concentrata nel punto in cui siamo. È un'utopia vitalista, un'utopia che mescola il carpe diem con il collasso della fatica, del lavoro di percorrenza. La velocità ci conduceva a questo. L'ubiquità ne è il compimento. Un compimento impossibile, perché fino ad ora possiamo comprimere i tempi che ci portano da un posto all'altro, possiamo far finta che questi tempi non ci siano, spostandoli nell'orizzonte della non coscienza e del sonno. Ma è ancora impossibile credere che l'ubiquità sia reale. Quello che l'ubiquità postula è la tensione verso una vertigine. La stessa che possiamo provare in un jet lag, in una compressione dell'esperienza tale che la sensazione di essere da qualche parte sia coperta dalla sensazione di essere ancora altrove. L'ubiquità è un limite irraggiungibile. Tutto può conformarsi verso quel limite. Sarebbe interessante chiedersi perché la nostra epoca ha bisogno di oscillare tra l'impressione dell'onnipresenza e la frustrazione della sua impossibilità. In questa forbice si gioca il nostro essere contemporanei. In questa forbice spesso ci accontentiamo della tensione che ci gioca tra un posto e un altro. In questo senso, il nostro è un mondo che oscilla in maniera impressionante tra la mondializzazione e il localismo. Era la lettura dopo in realtà, Fabio, ma comunque va bene, ti ringrazio. Scusa Elena. In cui tu semplicemente citavi questo pensiero laterale di saper guardare il mondo e di vivere questo presente, appunto come fanno un po' i migranti, delocalizzati, ma con questo sguardo così ampio su vivere i luoghi, anche ma vivere se stessi. Quindi io ti ringrazio, Franco, ringraziamo Fabio per aver letto e dato voce al libro di Franco La Cecla, che io vi consiglio di acquistare all'uscita Mente Locale, perché ci sono moltissimi altri temi che questa sera non abbiamo esplorato, però che potete proseguire a casa. Io ringrazio ovviamente Luisa, Comune di Pieve di Soligo, ringrazio Lisa di Assicurazioni Generali, ringrazio voi che siete state con noi per questo primo appuntamento. Il prossimo sarà l'8 febbraio con Marcello Ghilardi, La parola vuoto. È una data assolutamente fondamentale a cui teniamo particolarmente tanto, perché volutamente l'abbiamo messo nella settimana di Sanremo. Quindi io vi chiedo il coraggio di venire anche quest'anno, certo, in tantissimi, per parlare di vuoto tra Occidente e Oriente col professor Marcello Ghilardi. All'uscita trovate anche le nostre riviste. Se volete festeggiare con noi i nostri 10 anni di attività, leggendoci, sostenendoci, noi vi ringraziamo di cuore, e a tutti una buona serata o buonanotte. Grazie.
Grazie.